cinema, 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 cinema. Stasera, vedendo un bambino vestito con camicia bianca e pantalone nero, mi è saltata in mente la mia prima immagine di quando imitavo Charlie Chaplin, Charlot, a 5 anni. Ora è un mezzo trucco, poi domani puoi dare una piccola spinta e farlo girare. Ecco qua. E perciò questa cosa che metto ride e faccio attacco, che le viene là per là e ma va che sviluppo. Grida fuoco. Da uova fa una foto, da uova fa una foto, e io mi faccio la fa bellezza mia. Io metto a fuochetta, tu sei venuta già, fate fotografa. Io metto a fuochetta, tu sei venuta già, fate fotografa. Fru! Rosso quando vera rosso ci viene rosso. Manca proprio dire. Insieme, o rosso quando vera rosso ci viene rosso. Solo i maschi. Questo poi è da valutare, caro. Rosso quando vero rosso ci viene a mosso, che le fa con l'ombrina e chi le chiusa a vince sta rossa mattina, ma casa fine fa la gente vera con rosso si fa rosso e vera rosso, casa fa rossa e che paese che fa tutta Roma se roce con rosso. A Chiangiano me ne andrò, ma la cura non la fo, per dispetto mangerò fegatini di cosciò, uova dure e un roccocò. Meglio singia pizza bella che accampar senza il tuo amor. Quando piove senza ombrello, prendo pure un raffreddore. Come vedi il dado è tratto, non mi importi che già fa. Tenga scappi e non mi gratto, e m'amore mi gratta. Filumè, sono un uomo e non sono un marmocchio. Filumè, se ti guardi per con le sconocchio. Filumè si sconocchia per con le sconocchio soltanto per te. Filumè si sconocchia per con le sconocchio soltanto per te. Filumè si sconocchia per con le sconocchio soltanto per te. Filumè. Io però incido in 2 o 3 pomeriggi, 2 o 3 mattinate. È la cosiddetta buona la prima. Sì, no, io posso dirlo perché ti conosco ormai da un bel pezzo. Ottavo è molto umorale. Lei da quale pianeta viene? Dal pianeta Percoca, galassia, falanghina, vino greco di tufo. Io ho preso le lezioni all'Icola Grande Fella. Goku Sud che non ho parole. Capranica Prenestina, e stasera faremo un grande tributo alla canzone romana. Tra poco, la piazza che sta giù. Insomma è stato un grande, veramente un grande, bravissimo. Io l'ho invitato a Capranica insieme agli altri cantanti, ha fatto insomma Capranica adesso me lo chiedono proprio. E io gli ho detto quanto me dai ottavo se ti chiamo? Poi siamo messi d'accordo sul prezzo e visti che hanno i compiti. Ecco, in un momento come questo in cui tutto sembra andare a scatafascio, l'unica cosa certa che abbiamo in Italia è Sanremo. A me della televisione non me ne può fregare di meno. Io odio la televisione perché ci ha resi tutti stupidi. Guarda, Annarei, a me tutto mi è capitato di fare, ma la cultura proprio, che poi volendo possiamo anche fare un po' di cultura, tanto. Totò disse, sono un signore napoletano,
abbastanza triste che sogna di essere Totò. E la figlia di Charlie Chaplin l'anno scorso, la Piedigrotta a Napoli, ha detto che Charlot era geloso di Totò. Quindi, addirittura, perché mentre Charlot aveva soggetti solidi, grandi film, Totò aveva, diciamo, dei filmetti all'epoca di serie B. Pure stanno primavera, metterla sul lindo cuore, una cerimonia all'amore con un fuoco e gioventù. Quando vedo una figliola, mi può sangue rinda all'occhio, poi mi remmane le nocchie e non carre niente più. Carmen, Carmen, Tu solo non mi basta, ma ce ne voglio tre. Bisogna che buona pasta va contenta tutte e tre. Carmen, io non lo faccio apposta e tu che stai a sapere. Carmen, Carmen, mai tenga capa tosto, tosto, tosto con me. Ah! Tutto sta nel cubo. C'è una canzone preferita, una canzone che ti piace più di tutte le altre? Sì, che è I Due Gemelli, che è una vecchia macchietta napoletana che io faccio sempre con il pubblico e voglio I Due Gemelli, belle, 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 belle. E di solito quando la faccio sulle piazze nei teatri invito una signora e un signore che mi fanno i due gemelli di lato, non ti dico poi quando ridono. Come fa la canzone? E voglio due gemelle, belle, 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 belle. O maschia femminile, belle, 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 belle. O guaglione belle come me e guaglione belle come te. Vru! Che momento di alto teatro, ragazzi. Altro che Shakespeare e Brecht. Io bene riga mamma te, che si sposa ai cuppati e te facette nascere per far contenta a me. e voglio due gemelli, belli, 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 belli. O maschia femminile, belli, 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 belli. O guaglione belle come me, a guaglione belle come te. Sì. E un po' in generale nel nostro paese non è un modo di cancellare per esempio una generazione di giovani che sono capaci a scrivere, che sono capaci nel loro mestiere, che sono intelligenti, mandarli fuori dall'Italia? È come cancellarli, è come dire per esempio le persone oneste vengono cancellate, le persone per bene vengono cancellate, le persone che hanno delle capacità che meritano, è tutta un'operazione di cancellazione. Ci vogliono 63 anni ancora, calcolando che io ho 28 anni. Cioè io arrivo a 90 anni praticamente che vedrò la luce. Hai capito? Quindi hai capito questi dialoghi con Ottavio come sono profondi? Perché questo sai come si potrebbe chiamare questo piccolo filmato? I dialoghi con Ottavio, invece che i dialoghi di Luciano, i dialoghi di Sant'Agostino. Ma noi ci rifugiamo a teatro, ma che ci frega? Viva la libertà! Ma quella sta... che faccio per indovinare, non se lo dici tu, Lo dico io? Sì! Ma è una cosa che non si nota però. Allora, Anita, che quando capito, non si può capire anche no, anche c'è una cosa un po' più che quando si è che sa tira prissa, capito? Lascia lì,
Sì, chiaro. Allora, Angelina, c'è una cosa, un problema piccolo. Dico. C'ha la gamba destra leggermente più corta rispetto alla sinistra, di qualche centimetro. Ma non se ne fa un problema però, sì, perché ora hai imparato a camminare, perché Angelina praticamente ha la spalla sinistra leggermente più in basso rispetto alla destra. Si vede, è un po' in pendenza, è una rapida discesa verso un mondo meraviglioso, ecco. Cioè, è una specie di tremuliccio un po' a spalla, veramente sembra tipo una cosa tipo, no Parkinson, è giusto una scarica di sentimenti meravigliosi, che quando cammini che fa? Lei butta la sinistra in avanti e se lo resta appresso, ma così guarda, va annanzi, con le orecchie e sta dietro, annanzi e sta dietro, ma niente però. Mamma, professore, mamma, se no, io vedo quello che può fare. Roio, figlia mia. E chi sa per me se mettere roio, figlia mia. Ma non esiste proprio bene, mamma. Ora rimane mamma viene a scuola, viene a parlare con il professore. E il giorno dopo la signora veramente armata, quasi fino ai denti, comincia a picchiare il preside, i bidelli. Arrosta, professore, sposi di cambi se tu a mio figlio. Esce un professore timido. Sì, io sono stato ma perché? Professore, voi avete pigliato antipatica figlia, no? Ha scritto a cascata. Professore, ma avevi ragione. Ma come mamma si scrive a cascata? Si scrive a inciampata. Mamma, oh cascata, oh inciampata, sei battello andare e fronte mio acciaccato. E che le ha vinto? E poi ho detto Giacomino, una domanda facile. Dove abiti? A Piazza Garibaldi. E chi è Garibaldi? O padrone della piazza. Papà, perché tanti alleghieri paragonavano la donna ad un miracolo? Perché non conosceva mamma da belle papà. Mi sono sorpreso di vedere quante cose avesse fatto di già, quanti spettacoli, quante iniziative, le sue poesie, insomma, di tutto di più. PamaBue appunto è un mondo a parte, come è proprio anche definito nel sito, è un piccolo mondo che sorprende, che affascina, e Ottavio appunto è questo. Fare un documentario su di lui è quanto più proprio per capire, per entrare nel suo mondo, in questo mondo, in PamaBue, in tutto quello che ruota intorno a lui, nella sua carriera. Da oggi ci sarò io. E non sapevo che tanto farmi crescere i vizi. Perché da oggi ci sarò io con te. E io dico che i soldi fanno crescere le vite! No, mi piace, mi sto per una porta di scugliatelle, ma non voglio tornare a casa con un papà al posto! Povero cor dinta sta nottata, a do tutto fornisce e tutto muore, non si può rassegnare, ti cerca ancora, si sbatte come all'uomo mezzo mare. Povero cor dinta sto dormiente, perché sta gelosia non trova pace, non se ne addona e tanta infamità, si perde amore, ma che ci può fare?
che sta nottata. Dammi una mano e luna a me scordare. Prima che spunti nata foto su. I chisto con la pietta ha già salvato. Presto uscirà Shue Shue Show, sì. Ottavio. Che cos'è? È un album con tutte le canzoni che ho scritto io, sì. Che include anche Coro Malato, che è una canzone che ha interpretato di recente Giovanna Nocetti. A nasconna dall'occhio dentro scuro, allontano questa bocca, Coro Malato, pigliati l'anima e dimmi un'altra volta che mi vuoi bene assai, Coro Malato. Ha una voce bellissima, hanno abilitato il pezzo che ho scritto con le musiche di Maria Aprile. Poi ci sono anche pezzi un po' più leggeri, tipo come la canzone Facebook, la canzone dei mondiali del 2010, insomma è una raccolta. Da già trovata un social network che mi ha fatto incontrare tanti amici e gioventù. A Peppo Pallettone, a Pascalo Sarchiapone, ma che bella invenzione, ci vogliamo spassare. Ho visto il tuo profilo, ma come si cagnata, sta foto è proprio cessa, ma quando voleva. Io quando torno a casa ancora prima mi scurchiamo, mi metto al computer e comincio a commentare. Mi piace o Facebook è bello, hanno fatto un gruppo dedicato a Tarantella. Mi piace o Facebook, è bello Facebook, prima facciamo fessero, poi facciamo book. Oggi fare teatro è diventato impossibile. No, con le partite di prima calcio, che sì. tu prepari uno spettacolo devi pensare se c'è Sì. non solo la partita del No, Napoli, ma è impossibile comunque. ma ti perché devi comunque preoccupare se c'è anche l'Inter, se c'è la Juventus. Sì, no, ma credimi, mi sono passato, è impossibile perché poi le partite le mettono improvvisamente, capito? Cioè, E c'è sto digitale terrestre, tanta programma, sono una manestra. E ti accorgi che ogni anno canale, che la televisione ha perso il segnale. A ricerca, in vero la ricerca, manca a scuola faceva la ricerca, Su. Yeah. Ma quanta gente sta in sta buone, ma che volete? Noi due nel mondo e nell'anima. Questo è il taglia uccelli anticoncezionale. Perché sapete da ridere? Non ho capito. No, venga qua. Il forbice. Venga qua, professore. Ci spieghi, questo è il taglia uccelli anticoncezionale. Vai, Tanino, la capotta. A cosa serve? A cosa serve? Si sa che gli anticoncezionali sono insomma utili, però non sempre se ne assicura la totale funzionalità. Tipo per esempio abbiamo il preservativo che si può forare, no? Capita. Che poi... La pillola potrebbe non funzionare, la spirale questo che cos'è? Che serve? Allora, questo praticamente, grazie a questo complicato congegno meccanico in superficie, vi viene applicato all'altezza del chiamato in... Vada via! Tutto sta nel cubo. Poi mi servirà di... Vabbè, dopo te lo Maestro!
Federico, basta, spegni sta camera, Federico, basta, non la faccio più, Federico. Potremmo adottare questa immagine come per il suo spot di Milano, per un'idea, cioè il cappuccino con la mano che gira, che mescola. Sì, infatti è proprio Milano. Che cosa potrebbe richiamare questa, secondo lei, di Milano? Il naviglio. Il naviglio. Scusi, abbiamo avuto un supersalto. Il naviglio grande. Grande. Beh, non t'avvilire, sì, ma io con chi parlo? Pronto, ingegnere? Ingegnere, sto facendo le scale. Si ingegnierite, sì. La parte è firmata. Abbiamo veduto, c'è i soldi sui nostri. Oh, grazie ingegnere. Voi arrivate proprio nel momento del bisogno. Come fa? Oh, chissà come si è fatta picchia. Chissà come si è fatta giatta. Chi sta perso tutte le capine. Però è sempre vista. Meno male. No, che... Questo sorriso? Questo sorriso che nasconde la pianta. Guardate un figlio come è contento, guardate a vedere. Altro non è che maschera di pinta. Perché di gelosia o finale maestro. Ma maestro, che di gelosia io sto morendo. Tengo tutte cose finale. Perché di gelosia io sto morendo. Oh, ma che ti sei messo in testa, ne? La parrucca. Oh, bella cosa, una luna di sole. Dinanzi a lei si calò minaccioso don Gennarino dicendole: Buongiorno! Lo devo dire io, buongiorno. Non signor! Tu entri! Non signor, lo devo dire io! No, sta scritto così. Sta sbagliando! Basta, non è buongiorno! Ma che dillo del buongiorno, è la parte è la mia! Ma io devo stare in vita, che calende, a Napoli, quando uno non si vede da molto tempo, no? La persona che sta di fronte a quello che non si vede fa quindi chi ci sta? Quindi sono io. Ma no, guarda, chi sta scendendo? Andiamo a fare buongiorno! Gennari! Un momento, Gennari, sto parlando con amica mia. No, scusate. Che ieri sei fatto una puntata affinché stanno affinché stanno che c'è? Ma voi siete la madre di Siro il napoletano? Non ho capito, scusate. Voi siete la madre di Siro il napoletano? Ah, sì, il mio nipote! No, Siro! No, sono la zia, sì, perché... No, Siro il napoletano! Come Siruzzo! Sì, un momento, Siruzzo, mamma! Un momento. Siro, no! C'è un momento, E io mi devo ammazzare! Adesso! Oh!
secondi, poi sbatti con la testa e muori. Vabbè, questo pensa forte, mi prego. Furto debole. Capevo, vero qua, piano. Allora, vediamo il cuore. Ecco. La moneta, vai. Quello muore in 3 tempi. Mai visto un morto con la gamba? Tanto ti metti davanti. Escia. Forza, esci, non te ne fai accorgere. Attento. Non te ne fare accorgere, esci. Esci, non te ne Finto, no! Ma con chi sto recitando? Mi fai chiamando l'applauso, mi fai Io mamma de tu, io storia de tu, io zia de tu, io mamma de padre de zia de nonna de mamma de padre de zia de nonna de mamma de padre de zia de Ocan! Il primo quarto d'ora di DVD è andato, quindi mo che dobbiamo fare? Beato chi se lo guarda. Mi fa piacere, ecco, condividere questo piccolo video con voi per farvi vedere come stiamo provando. Io adesso sto nella mia abitazione e sto provando, insomma, sulle prime basi che poi saranno le canzoni da incidere. Ottavio lo conosco da quando avevo 2 anni. È stato sempre un bambino molto vivace, bravissimo, educato e io lo volevo molto bene a Ottavio, quando giocavo pure con la nonna, era molto buono Ottavio, l'ho visto crescere, ormai adesso ha 22 anni, a 22 anni lo voglio bene peggio di un figlio. Solo in fondo al cuore ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amor, il vero amor, il grande amore. Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho, cercando te, sognando te, che più non ho, cercando te, sognando te, che più non ho. Tutto sta nel cubo. Il nuovo singolo di Ottavio Buonomo, testo di Ottavio Buonomo, musica di Maria Aprile, arrangiamenti di Pietro Lanza Peluso, voce e tanta cusatella a fianco, Ottavio Buonomo. Vi aspetto in radio, in televisione, goppo YouTube, goppo a Facebook. Dove volete? A volete. Ho perso il conto. Il mio nuovo album nei migliori sexy shop d'Italia. Poi capirete perché. La voce è bella, però questo è bello. Jessica, non parla in fama. Apri questo bottone, che sta pure di me. Sì, hanno capito, ma questo secondo pezzo, il secondo pezzo, il primo pezzo, prima parlava di questa Jessica, è il secondo pezzo. Il secondo pezzo. Fare questo gesto. No, ma io sono sportivo, palleggio. No, questa novità, questa chicca. No, la canzone. Che dici? Non è la chicca, che è la canzone. No, Jessica, perché mi fai questo? Caro, Il mio maestro mi scava nell'interiore dell'anima. Ho capito. Jessica, sei proprio unica, come la
Gabriella Napolitan song. He is very, very beautiful. Amore, dimmi una sola parola che mi manda in paradiso. Accido. Sapete che tenete una faccia conosciuta? Pure voi, ma non mi sarò accennato, cervello pezzicono come una roba già vista. Prendimi. Signor, perché state cadendo? Fammi sentire lo stallone. Adriana! Dimmi qualcosa di dolce. Zuppa inglese. No. No, aspetta. Ancora. Babà. Babà napoletano. Adesso sì. Poi oh, babà ci piace, quella è la forma che fa la differenza. Signore, ci stanno un amico non mica sotto la galleria a Napoli, facerti i babbai che... Ondeggia sul mio corpo. Signore, ma non faccio manco nuotare, è perché non è che... per me fa una cosa... Fammi male. Signore... Dimmi tutto quello che vuoi, arrabbiati. Io sono una brava persona, per amore di queste cose. Cioè non le ho mai fatte, poi se mi arrabbio va a finire che poi scusa. Spogliati. Sì, aspetta, ma sì. Togliti i pantaloni e pensa sì. che lo faccio io. Aspetta, no, perché quella... Tenga la nonna mica è poco scecata, ma questo portone storto, mo tenga la zippa scassata. Allora è una cosa che si tira a casa. Aspetta un minuto. Sei nudo? No, signore, un minuto. Perché... Sei pronto? Aspetta, ma comincia a scappare. Pronto? No, sì, aspettate un minuto, signore. Pronto? Signore, non mi aspettate, manco... Adesso cavalca. Cavalca. Ti piace? Tutto sta nel cubo. Scusate giovanotto, mi potete indicare la strada per piazza Carlo Terzi? Signor, mamma di tanta gente che sta a Napoli proprio a me. Signor, non lo faccio apposta. Signor, andare sempre dritto. Non la prima VIP, non la seconda. Piazza, a destra e piazza Carlo Terzi. Avete capito? Vabbè, giovanotte, che lei è poco nervoso, ma c'è tu mangi una tavola, aspetta. Scusate Giovanni, ma come avete detto? Signore, andate sempre dritto. Ma che buono, non la prima figlia, non la seconda. La terza piazza a destra è piazza Cacacà, è piazza Carlo Terzi, ma avete capito? Giovanni, fa staffa! Io avevo capito, c'era la prima foto, quella è mia figlia che dice mamma come dice bella, fa tutto vicino a tavola! col suo desiderio d'amore. L'amore per l'uomo è qualcosa di universale, l'amore è una terra, l'amore è una fame insaziabile e l'angelo vuole accompagnare l'uomo verso questo amore, questa terra che sembra desolata e poi rivela ricchezze incredibili. Nell'arte non bisogna avere fretta, nell'arte c'è bisogno d'amore, c'è bisogno di esperienza, c'è bisogno di gavetta, c'è bisogno della natura, c'è bisogno della riscoperta, della scoperta e della riscoperta. Ogni giorno cambio un fiore e la punto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pensée. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ero forse più sbarazzino, adesso sono molto più... ecco, sono diventato purtroppo un signore, quasi.
Scusa, un gerarca che scuola. Fai un'altra battuta. Che è uno sputo, a noi attori comici non è permesso soffrire. E quelle sere in cui io ero in camerino, prima di un debutto, mi sentivo da solo e mi sentivo lontano. Una lontananza che adesso non sento più. Ma credimi, un giorno farà successo, ma non un successo così, Si sta bocca, desiderevase, non è peccato. Ma vestimmo le vita sto suono, che freva c'era tu, abbracciami, più forte strignami. Siente per me, peccato non è. Tutto sta nel cubo. È bello magnà, è bello magnà, è bello magnà. Basta. Non mi parlare niente, non mi parlare. Basta, noi abbiamo capito, non essere petulante. No, diretto no, che se no potete dire perché io mi lavo tutti i giorni, sono una persona pulita. Petulante vicino a me. Tutti tremavano davanti alla sua figura, grande, imponente, irraggiungibile, superba, eccelsa. Abbassa la tua radio per favore, se vuoi sentire i palpiti del mio cuore. Le tue parole tanto appassionate son timide carezze profumate. E si fa che sempre a teatro, insieme a comparella mia, ci facevano una cofanera sata. Io poi ci volesse portare pure a marito, ma chi non può mai venire? Perché? Perché sa da fare la partita. Io capisco Napoli, no? Chi le sa da fare pure il campionato olandese. Io che chiama, guarda. E novembre è un mese estivo. Che mi hanno spostato la sedia? Hanno bussato? Me pareva. Tutto sta nel cubo. Se tu chiudessi gli occhi in un momento, sentissi che sto cuore è chi ne sentimento, e si può fremere perché ad essere nascosto, l'amore vero non può vivere in oscuro. Carissimi telespettatori, questa era l'ultima puntata. Ottavio, buon uomo! Ti premiano sempre per la cosa più brutta che fai. Firme principessa, però stai rindocesso, ma non t'atti già mai perché a fino alla sina pensata. Ma ce l'hai con me? Arrivederci. Ciao youtubari, facebookiani. Ciao.